la Sardegna è una terra meravigliosa. Come diceva Baudelaire nei Fiori del male, una serie infiniti di echi che si rimandano. Qui troviamo le origini di un'ecumene mediterranea che si è formata fin dalle epoche più antiche. La Sardegna presenta una variabilità paesaggistica e geologica estremamente variata e completa. E nelle forme del paesaggio troviamo interessanti i testimoni di erosione, cioè l'erosione spinta al massimo che ha lasciato qualche cosa. E quel qualche cosa di solito è una roccia molto contorta, forata, tafonata, con forme differenti, che testimoniano che lì c'era un qualche cosa che non c'è più. La Sardegna è una terra antichissima, conosciuta per le sue spiagge, conosciuta assai poco per i suoi territori interni, per la sua storia, per le sue popolazioni e per le sue caratteristiche geologiche che sono veramente eccezionali. Ed è anche per questo che abbiamo ritenuto importante, utile per la Sardegna e utile per la formazione degli insegnanti fare un corso anche da queste parti. Queste 4 giornate sono veramente un riassunto di esperienze di tante persone e di bellezze naturalistiche o anche bellezze che hanno seguito l'attività dell'uomo nelle ultime centinaia di anni. Stiamo parlando di attività minerarie dell'Ottocento, attività minerarie del 1200 e di attività minerarie di epoca nuragica. Perché questa è una miniera molto antica. Una delle prime aperte nel 1851, la prima concessione è proprio firmata dal re Vittorio Emanuele II e quindi Galleria Vittorio. Il rapporto della nostra regione con le attività estrattive è millenario. Questo ha portato a generazioni e generazioni di minatori che si sono succedute, tramandandosi, si può dire, queste conoscenze di padre in figlio. È senz'altro appunto un territorio per il quale è inscindibile il rapporto con la miniera e con quel tipo di attività mineraria. La perforazione era ad aria compressa. Questo fioretto batteva, contemporaneamente ruotava per fare i fori, mettere le mine e far filare la parete. Veniva tenuta col petto. Il contraccolpo gli distruggeva la gabbia toracica. L'età media era di 30 anni. L'attività del minatore è un'attività particolarmente pesante, faticosa, rischiosa, ma si accettava anche di andare a lavorare sottoterra pur di poter comunque far vivere la propria famiglia. Le miniere sono arrivate all'epoca, tra virgolette, nostra, con un declino, perché il costo della manodopera giustamente aumentava e hanno chiuso a catena. Il tema specifico lo abbiamo approfondito in tanti episodi che potremmo definire di archeologia industriale, le visite agli impianti minerari abbandonati da mezzo secolo, forse da pochi decenni anche. Come sempre facciamo nelle nostre esperienze, ad un tema specifico cerchiamo di accompagnare quello che nel territorio emerge e qui di emersioni ce ne sono un'infinità. Abbiamo visitato anche ovviamente dei siti che costituiscono dei monumenti naturali,
della nostra regione. Abbiamo scelto la grotta di San Giovanni, che si trova in comune di Domus Novas. È un tunnel naturale che attraversa da parte a parte una montagna che ha una lunghezza di circa 900 metri. Questa grotta ha una particolarità quasi unica, ce ne sono altre due comunque al mondo, che sono attraversate da una strada che è addirittura carrabile. Questa sua caratteristica è stata sfruttata nell'Ottocento dai proprietari delle miniere dell'epoca, consentiva di risparmiare molto tempo nel trasporto dei minerali, potendo appunto in appena 900 metri passare da una parte all'altra di una montagna che altrimenti avrebbe potuto essere sorpassata soltanto da un lungo percorso esterno. Come diceva, il taglio è iniziato sì con i romani, ma il taglio sistematico che ha raso al suolo la Sardegna è iniziato nel 1800 ed è finito nel 1950. Dopo che abbiamo fatto la visita alla grotta, ho voluto fare proprio una premessa prima di incominciare l'escursione per quanto riguardava la situazione delle nostre foreste, perché è una situazione che mi addolora, perché ha visto la nostra terra depauperarsi da un punto di vista della flora in un modo indicibile. I primi sono stati gli inglesi, venne dato l'appalto per prendere le piante con le quali hanno realizzato le traversine dei binari di mezza Europa. In cambio avrebbero dovuto fare una ferrovia che collegava il nord col sud della Sardegna. Da ultimo. Quella da Quando vado a frequentare delle cose già viste, mi piace condividerle, le essenze endemiche della terra, un po' di geologia, dove arrampichiamo, dove camminiamo. Le mie radici, l'amore per la mia terra, di cui sono fiero e che mi emoziona sempre. Questa 38esima esperienza di un corso di formazione per insegnanti si conferma quella convinzione che abbiamo sempre portato avanti. L'educazione ambientale, la didattica attiva, il contatto diretto con il territorio sono occasioni di apprendimento decisamente di una qualità e di un livello molto superiore. Vivere le cose è completamente diverso di quanto non sia ascoltare qualcuno che ti fa una lezione, tu la stai vivendo sulla tua pelle, ok? Quindi la acquisisci in maniera completamente diversa. Questi corsi sono particolarmente validi proprio per questo, perché fanno capire al docente quello che può essere un modo di approcciare questi problemi con i giovani, il contatto con le guide locali, con la cultura locale che è stato fatto in questi giorni qua sicuramente si riverbererà in un approccio anche diverso e molto, secondo me, più stimolante nei confronti degli alunni. Il ragazzo che fa un'esperienza all'aperto con le proprie capacità si sente migliore e l'escursionismo è un modo naturale per prendere fiducia di se stessi.